Cosa ha fatto in questi 100 anni? Mi racconti un Oh, po'? ne ho fatte tante, ne ho fatte tante. Ho conosciuto mio marito su questo fosso. Sono andata in Belgio, sono tornata, ho fatto 4 muri qua insieme ai miei fratelli. Questa è la vita, ho fatto una famiglia, ho 2 figli, ho 3 nipoti e tutta la salute tira a campà. Un secolo di vita condensato in poche parole, sempre con il sorriso e con tanta ironia. Forse è questo il segreto di Bruna Munarin, festeggiata da amici e parenti nella sua casa di via Cortellazzo a Mogliano, con tanto di auto storiche, ad abbracciarla anche dei nipoti arrivati dall'Australia. E adesso si fa una settimana qua con la zia e dopo andiamo sul Piemonte ai parenti di mia moglie. Ma il più bel viaggio è vedere la zia, che fa 100 anni. Abbiamo Sì. sempre detto che quando arriva a 100 anni veniamo a In Italia trovarla. E qui siamo. Promessa mantenuta. Sì. Promessa mantenuta. Sposata con Giovanni nel 1953, 2 figli, Luigi e Adriana, 3 nipoti, Bruna sembra avere un solo rimpianto. A me piaceva tanto far giri in bicicletta, andare. Oh, la bicicletta per me mi è mancata tanto. Ogni tanto la sogno, ma la devo lasciare dov'è. A portare un saluto anche mezza giunta comunale. 100 anni non sono solo un traguardo individuale. È stata un'esperienza arricchente per me e per tutti quelli che oggi hanno potuto vedere questa fantastica persona. Quest'anno ne festeggiamo 7 che compiono 100 anni, vuol dire che Mogliano è una città dove si vive bene e a lungo. L'invecchiamento attivo lo abbiamo visto con la signora Bruna quest'oggi. Intanto Bruna sorride e si gode la sua giornata. Auguri a tutta Antena 3, grazie di tutto, un saluto cordiale a tutti. Ciao ciao ciao.